Allora, mi chiamo Ilaria, ho 17 anni, sì. Comunque a scuola vado abbastanza bene, quindi non mi preoccupo più di tanto. La mia passione per i motori è nata attraverso mio padre. Lui è un autotrasportatore, infatti quando ero piccolo mi portava sempre con sé in giro con il camion. È un settore in ampia espansione in zona, diciamo, e quindi abito qui vicino e mi piacerebbe lavorare vicino casa. La logistica di per sé, proprio in due parole, è tutto ciò che avviene dal momento in cui un prodotto esce dalla fabbrica fino a quando arriva negli scaffali dei nostri supermercati, insomma al punto vendita di fatto. Le imprese dei trasporti incidono per il 3,7% sul tessuto produttivo italiano, per il 5,9% in quanto a numero di addetti. Il crescente flusso di traffico di merci e persone genera una domanda di sistemi innovativi per la gestione della mobilità, unita all'esigenza di ridurre l'impatto ambientale. Aumenta la richiesta di mobilità sostenibile, con l'obiettivo di far muovere persone e merci in modo efficiente, ecologico, sicuro ed economico. Le filiere produttive più coinvolte riguardano i produttori di mezzi di trasporto, i sistemi di monitoraggio e informazione e le infrastrutture. Il programma Industria 2015 ha promosso un progetto di innovazione industriale sulla mobilità sostenibile per favorire lo sviluppo da parte delle imprese italiane di prodotti e processi produttivi, metodologie e servizi innovativi. Obiettivi da raggiungere: ecocompatibilità dei sistemi di trasporto, decongestione dei trasporti di superficie, intermodalità e reti logistiche, mobilità urbana sostenibile, sicurezza di persone e merci nei trasporti di superficie, competitività dei sistemi di trasporto. Risponde a queste esigenze l'indirizzo Trasporti e Logistica nel settore tecnologico degli istituti tecnici. La logistica vuol dire la mobilità personale, la mobilità delle merci e condiziona sia la vita economica che la vita anche produttiva del paese. Secondo me lo smistamento delle merci come lavoro si può fare. Noi puntiamo a raggiungere due obiettivi. Da un lato vorremmo avere un professionista che possa lavorare nell'intera catena dei trasporti e dell'intermodalità, dall'assemblaggio fino ad arrivare al trasporto finale. Dall'altro vorremmo avere anche una figura che possa lavorare come consulente esterno a favore delle imprese che operano nei trasporti e nella logistica per consigliare le migliori opportunità da offrire ai propri clienti. L'indirizzo Trasporti e Logistica sviluppa competenze per la progettazione, la realizzazione e il mantenimento in efficienza dei mezzi e degli impianti nella filiera dell'organizzazione dei servizi logistici e dei mezzi di trasporto, navali, terrestri e aerei. Il percorso formativo sviluppa le capacità di gestire le tipologie e le funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto. Gestire il funzionamento di uno specifico mezzo di trasporto, ad esempio marittimo o aereo, in base alla specifica articolazione attivata nella scuola. Utilizzare sistemi di assistenza, monitoraggio e comunicazione nei vari tipi di trasporto. Organizzare i servizi di carico e scarico e di sistemazione delle merci e dei passeggeri. Gestire l'interazione tra l'ambiente e l'attività di trasporto. Garantire condizioni di servizio e di alta sicurezza negli spostamenti di mezzi e persone nel rispetto delle norme nazionali, comunitarie e internazionali sui trasporti. Indispensabile la conoscenza dell'inglese, anche tecnico. Dopo il primo biennio, le competenze tecniche e professionali si sviluppano all'interno di due distinte articolazioni: trasporti e logistica. Studiare quotidianamente è molto difficile, combinare tutte le materie e per questo non faccio molte esperienze nella vita.
La nostra scuola parte dal territorio e allora è importante collegare la città sia con l'Interland che con l'Italia che con l'Europa. Parliamo quindi di operatori di trasporto, operatori che gestiscono magazzini, operatori che gestiscono il trasbordo delle merci. Sicuramente il settore richiede una formazione specifica e siccome di solito le piccole aziende non possono sostenere i corsi, è fondamentale avere il sostegno pubblico, sia in una formazione per formare le persone in entrata, ma sia lungo la carriera. Le aspettative che io ho nel mio futuro sono di diventare direttore della logistica. Cambia il mondo del lavoro, cambia la società, cambiano i ragazzi, cambia anche la scuola, che si riorganizza con il riordino degli istituti tecnici. A partire dal settembre del 2010 ci saranno 2 soli settori, quello economico e quello tecnologico, per un totale di 11 indirizzi. Trasporti e logistica è un indirizzo del settore tecnologico.